Era ed è un ragazzo meraviglioso. Gli occhi parlavano da soli e la sua musica rispecchia lui. Lascia un grande vuoto, Michele. Tanto, Michele era oro per noi, era oro per tutti, per il mondo intero. Sì. Le lacrime solcano il viso delle tante persone che oggi si sono strette a Michele Merlo, il giovane cantautore, romantico, ribelle dagli occhi dolcissimi, scomparso il 6 giugno per una leucemia fulminante. È una persona splendida che ci manca già moltissimo e speriamo ci dà la forza di ricordare le cose belle, di andare avanti con le cose belle della vita, insomma. Era il fratello che ho scelto perché ci siamo proprio trovati anche con la famiglia, era proprio di casa ed era Michele, ci sono poche cose da dire, era fantastico. Eravamo tutti là che speravamo in un miracolo che poi purtroppo non è avvenuto e a Michele ha lasciato un grande vuoto. I pensieri, i ricordi, i sentimenti si traducono in frasi e dediche affidati alle pagine di questo volume, prezioso contenitore d'amore. Qualcuno ha portato una lettera, c'è chi arriva con un fiore in mano. Mi sento partecipe al dolore dei genitori ed è una cosa, penso, straziante. Alla Camera Ardente, allestita presso l'Istituto Maria Ausiliatrice, è arrivato anche l'assessore regionale Manuela Lanzarin. Una tragedia immensa, una tragedia che non può aver parole, ma solo la vicinanza e il silenzio, insomma, quando succedono cose di questo tipo e quando si vede una vita così giovane spezzata così in fretta. Il funerale di Michele Merlo sarà celebrato domani presso lo Stadio Comunale di Rosà alle 17.